Nella città forse più disegnata, più pitturata, più fotografata, più cinematografata, non esiste un museo della fotografia. E allora io sono stato al ragionamento citando mia moglie che parla di me e indirettamente di quelli come me come accumulatori seriali. Carlo Montanaro ci scherza su, perché in fondo molti musei sono nati da collezioni private, quindi in un certo senso dalla passione di accumulare determinati oggetti. E di fotografie e filmati antichi e degli apparecchi per realizzarli, Montanaro è un grande accumulatore nel senso buono del termine. Assieme ad altri appassionati ha aperto una piccola mostra gratuita di vecchie immagini dell'Ottocento veneziano e dei primi del Novecento in Calle del Forno a Cannaregio. Che ritratto della città esce? Perché un conto è leggere certe cose, un conto è vedere le immagini. Che città era? Una Venezia rosegosa, molto dissestata, con palazzi mal conservati, finalmente si vedeva la realtà. Questa era la cosa importante. Il pittore, per quanto poco, trasfigura. La fotografia ti dà quello che è la realtà. Venezia allora era stata ceduta all'Austria dalla Francia e capitava che chi comandava in città, li si vede in una collezione curata da Carlo Rizzardini, era ritratto magari dagli stessi fotografi che avevano partecipato ai moti di indipendenza di Daniele Manin del 1848. Questi fotografi veneziani dell'Ottocento, che furono una quantità notevolissima per aprire, chiudere e quant'altro, c'erano più di 400 nomi sono venuti fuori, questi veneziani nel momento in cui si cercava di cacciare il perfido sul Ponte Svento, la bandiera bianca e compagnia bella, in realtà erano patrioti. Poi furono sconfitti e quando poi tornarono alle loro occupazioni speravano di avere gli austriaci che andassero a fotografarsi perché gli aveva anche da mangiare. Quando si arriva al Regno d'Italia c'è un nuovo cambio di regime ed è curiosa la peregrinazione del monumento equestre di Vittorio Emanuele II che in cerca della destinazione definitiva in riva degli Schiavoni vaga tra la Basilica di San Marco e il Palazzo Ducale. Poi, nelle prime vedute, campi e fondamenta appaiono deserte, ma solo per un motivo tecnico. Per avere una fotografia corretta bisognava fare la posa un po' lunga e se uno stava camminando veniva fuori al massimo una scia. Quindi ci sono solo, soprattutto in piazza San Marco, tanti perdigiorno seduti sulle colonne del Todaro e del Leone, eccetera. Quindi insomma in realtà è una Venezia deserta ma di una poesia assolutamente straordinaria.